Sos agentes de squadra mobile de Casteddu hanno arrestato un uomine de 60 anni che si accusa di abuso sessuale contro un pizzinneddu. Sas indagini della polizia sono cominciate in pessu rizivi a sappa ad una installazione del suo servizio che battor di emergenza infanzia pro violenza sessuale fatta de uno cittadino casteddaio a su quale sos genitores e la savana sorfizzos o cai sorfini impinnaoso i su traballo. Sos agentes hanno avvisato a procura della Repubblica de Casteddu che ha disposto diretto de computare esomine accusato di abuso a sor minorese. S'attività investigativa permette di averguare chi l'uni sono genitore che l'aiuta un pizzino a s'appartamento. Sos agentes appostaoso sull'intervennio spacco prima che esomine sereta curziao a su pizzino arrestandolo. A postir desar formalità de legge che l'hanno aiuto a su carcere de utta a disponimento des autorità giudiziaria, sas indagini desi squadra mobile comman a sicchire per scoprire si bisunu attero spizzino vittima de somine. Sos centros antiviolenza e sardomor di accoglienza sono presidior de Portumannu pro azzudare sar feminas e sorfizzos o vittimar de violenza, ma sono importante speri pro informare sor cittadinos e pro vravicare retter di assistenza. In Sardegna sor centros antiviolenza sono 8, mentre sas strutturas di accoglienza a indirizzo segreto sono chimbe. Custos presidios operano in su territorio e tra poco hanno podere aere azzudos economico novoso. Sa giunta regionale sarda, a secur desa proposta des assessore regionale a sa sanidade e a sas politicas sociales e Mario Nieddu at approvosa programmazione de sos contributos pros organizzazione su funzionamento de sos centros antiviolenza e de sardomor di accoglienza de sa Sardigna. €1 milione dunque at arribare da sa regione, battos i chimbi kentor baranta chimbe mizza euros da su fondo nazionale chi pertoccata sas politica supra sos dirittos e sas opportunidades pariviles. In Italia natas assessore Nieddu cada die prude chentu feminas andano a sos centros antiviolenza belle de 3 da Esechi a 70 anni a subì una carchivorma di abuso fisico o sessuale. Su prudesar vorta sar violenza capitano in ambito familiare e procusser difficile all'ar dinunziare. Come regione amus su dovere istituzionale e morale di azzudare e sostennere totusar feminas a chi s'accattano in questa condizione. Su €1 milione regionale a andare a sos istitutos istoricos o naschios in salezze regionale de su 2007, seticentamizza a sardomor di accoglienza e trecentamizza a sor centros antiviolenza. Dare un azzudu concreto a Sassozio de Nugoro l'isola che non c'è, chi traballata in sospizzinnosi speciales, permettendili de crescere esas attividades sociales chi de commissusan a poter essere azzudadas a chi istrumentos tecnologicos donaoso da Sassozio de Nugoro robi nel cuore, assozio una schiu pro aumentare a Roberto Dore, su giocatore de vubbalo morto 2 anni fa che prime su tempus. Sa cerimonia pro consegnare sus istrumentos informaticos la navata lunis in sex me de Nugoro, presentese Giacomo Dore, babbu de Roberto e presidente des Assozio, sor dirigentese e sospizinnor dell'isola che c'è, chi sa presidente, Marica Scalas. S'Assozio robbi nel cuore pro dare una mano de azzuda sas attivitades sociales dell'isola che non c'è, attimpreaus or fundo scullios in Capidanni in occasione dei sue duor memorial de vubalu giovanile, promoviu parisi chi sa sociedade puri e forti dedicau a Roberto e fattu in sos campos de calcio de sa solidae. 27 milioni di euro in sos ultimos 2 mesi, che in una crescita de belle su chimbanta prochentu rispetto a sordatos de su 2018 e de pur de su doppio rispetto a su 2017. Questo sono numeri che pertoccano a vendita de sos produttor manifatturieros de sa Sardigna in Cina. 7 de custos 27 milioni di euro venini de sas impresas minores. Sordatos los at aboccaus a pizzu s'osservatorio pro sas impresas minores de Confartigianò Impresa Sardigna, che at analizzaus esportazione dei produttos in Cina da esamidade de su 2018 a samidade de su 2019. In sa chirca no intrano a sordatos chi pertoccano a sas impresas de raffinazione de su petrolio, che hanno avuto una crescita de sas vendidas dai 2 milioni de su 2017 a sor 19 des anno passau. Sos produttos plus esportaus in Cina sono sos fattos de linna e de vorticu, sicchini cussos in pazza e de iscraresia, cussor de metallus sos alimentares, sos allestimentos de mezzor de
trasporto. Sa provincia di Nugoro però a dispetto desandamento profettoso desindustria manifatturiera in Cina, este una desas ultimas a desor 27 milioni di euro in tutto pezzi battoschentos e 9 euro arribano dai suoi Nugoro. E questo numero de pemponere a meledare, ca bagalumeda de vacchere prova che sconnoschera su mercato estero sa scosar bellas e bonas de su territorio nostro. Erisi in Nugoro, in sa parrocchia Beata Maria Gabriella, è una chiesa prima comunidade Laudato Si fundata in Sardegna. Est in intro desa cooperativa Ut Unum Sint, chi de meda traballa attacchi in su mondo desa detenzione, facende addobbios e attività legadas a un impinno de giustizia che dato una mano de azudu, parisa familiare, vittimas e comunidades. Come Ut Unum Sint ha deciso de vacchere unu passennantis e ponne sparis custa giustizia de azudu, che insacure sa responsabilità de pros ambiente. Sas comunidades e Laudato Si sono ispiradas a sos indittor des enciclica de Papa Franciscu supra sa cura des adommo comune e compartin i principios e valores che si resumen in 7 articulos: libertade, uguaglianza, democraticidade, cooperazione, onestade, responsabilidade e impinnu a gratis. Volontariau. Prima de cominciare su convegno in pratta de Cresia, Don Borrozzu, parraco desa Biada Santa Maria Gabriella e presidente de Ut Unum Sint, che in batto rospiter desa comunidade hanno prantau duos zastroso. A sa presentazione de Laudato Si hanno partecipato professor Francesco Nuvoli desa Facoltà de Scienze Forestales e Ambientales e des Universidade de Tattari, Alessandro Serra, direttore desa Coldiretti provinciale de Nugorio Zastra e Salvatore Urru, presidente provinciale desa Sacli. Don Borrozzu ha sottolineato che sas comunidades compartin un codice etico estetico e si proponene comente medio per un'educazione e spiritualidade ecologica vera conforma a s'enciclica de su Papa.